Gentili signore e signori, buonasera. Ho il piacere e l'onore di darvi il benvenuto alla cerimonia di consegna del premio giornalistico Paolo Rizzi. Questa 13ª edizione si è aperta con quello che viene chiamato Son et Lumière, ovvero uno spettacolo di suono e di luce. Gli effetti che abbiamo visto potrebbero lasciarci pensare che si tratta del frutto delle più recenti tecnologie, ma in realtà non è così. È uno spettacolo che ha origine già nel XVIII secolo. È il 1748 quando viene chiesto al compositore tedesco Handel di realizzare una musica di accompagnamento per lo spettacolo pirotecnico per celebrare il trattato di Aquisgrana. E poi da lì questi spettacoli si sono diffusi, hanno proseguito ovviamente evolvendosi nei secoli per celebrare proprio attraverso il connubio tra suono e luce i luoghi più belli del mondo. E quello in cui ci troviamo questa sera, la Scuola Grande di San Rocco, ha ragione, va inserito tra i luoghi più belli del mondo. Edificata nel 1515, questa scuola è stata sin da subito la sede dell'Arciconfraternita San Rocco, che era nata nel 1478. Oggi la confraternita continua a svolgere i suoi compiti caritativi e di custodia e valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico che possiede. Ad accoglierci per questo motivo è il guardian grando della Scuola Grande di San Rocco, Franco Posocco. Buonasera a tutti. Non avrei creduto così numerosi, francamente. Vi dirò che alcuni giorni fa, alcune settimane fa, mettendo in ordine delle carte a casa mia, come spesso si fa, mi sono imbattuto in un fascicolo di Gazzettini. Il Gazzettino è il giornale di Venezia, ma però di 60 anni fa. E ho trovato che ognuno di questi, e non mi ricordavo più di questa cosa, c'erano articoli di Paolo Rizzi che parlava delle città di antica origine del Veneto e del Friuli. Ma non Verona, Venezia, Padova, Vicenza, ma piccole città, Feltre, Spilimbergo, Soave, Montagnana, Serravalle, che adesso si chiama Vittorio Veneto, San Vito al Tagliamento, Marostica, Sacile, eccetera. Rizzi quindi non si occupava solo di pittura e di scultura, ma anche di urbanistica e di architettura. Ricordava, tra l'altro, mi ricordo di quell'epoca, ormai sono passati 60 anni, che la guerra, sono tempi di guerra purtroppo i nostri, aveva bombardato Treviso con quel bombardamento del Venerdì Santo e il suo nucleo medievale. E a Padova, io ricordo le macerie ancora da bambino, c'erano gli eremitani distrutti a pochi passi dagli scrovegni che miracolosamente non furono toccati. Quando quindi i progettisti di quell'epoca, architetti, ingegneri, disegnavano la città contemporanea, Paolo Rizzi segnalava gli antichi borghi da proteggere e salvare, anche da recuperare. Erano i cosiddetti centri storici. È allora che nasce questa sorta di neologismo con Cederna, Samonà, Piccinato, Roberto Pane che usano questo termine. Il professor Setti mi aiuterà in questa ricerca così semiologica. Un precursore quindi Paolo, un antesignano della memoria e dell'onore di questa terra, con le città murate e le ville venete.
Il suo era un giornalismo di cultura, non di accatto come spesso capita oggi, lo dico ai tanti giornalisti presenti, che non sempre fanno buona figura di questi tempi. Un giornalismo di educazione e di qualità, solo che Paolo Rizzi non aveva la patente e neppure l'automobile. In compenso sapeva andare a remi, da veneziano doc. La macchina infatti era la mia Fiat 600, di seconda mano naturalmente perché i soldi erano preziosi, l'intramontabile utilitaria di quell'epoca per chi è un po' della mia età se ne ricorda. Io ero anche l'autista nei sopralluoghi tra pianure, montagne e colline del nord-est. Con questi scampoli di ricordi che mi perdonerete, quando si diventa anziani si finisce col commuoversi per queste cose. Sono tempi lontani, ma voglio onorare il giornalista Rizzi per il bene che ha fatto, per le vedute lontane che aveva, che era davvero una persona indimenticabile. Saluto con queste parole anche i presenti. Intanto il Presidente e i membri dell'Associazione Culturale Paolo Rizzi per questa iniziativa assolutamente opportuna. I componenti della prestigiosa giuria di un premio che ha ormai 13 anni. I premiati che sono davvero eccezionali. Gli sponsor anche, perché hanno favorito questo nostro stare insieme. Lasciatemi omettere i nomi perché sarebbero tantissimi e tutti importanti e poi di persone che tutti conoscete e che quindi non occorre. Il saluto quindi lo do, il benvenuto a tutti i presenti. La scuola di San Rocco che avete visto in abiti da festa è qui per accogliervi. Buonasera a tutti. Ringraziamo il guardian grando e architetto Franco Posocco che parlava di commozione. La commozione capita a tutti, non soltanto a chi può già annoverare molti anni nella propria vita, perché tutti noi conserviamo nel cuore il ricordo di una persona cara e troviamo il modo di fare onore a questo ricordo. Il modo che hanno scelto i familiari, i colleghi di Paolo Rizzi e gli amici è stato quello di dar vita ad un'associazione, l'Associazione Culturale Paolo Rizzi, che ha scelto di ricordare il grande giornalista attraverso l'istituzione del premio alla cui cerimonia di premiazione stiamo assistendo, proprio per promuovere, per portare avanti quel mestiere del giornalismo che, se praticato con professionalità e con passione, può arrivare ad elevarsi addirittura ad una forma d'arte, e questo è quello che crediamo abbia fatto nella sua vita Paolo Rizzi. Invito a rivolgerci il suo saluto il presidente attuale dell'Associazione Paolo Rizzi, Pier Giorgio Baroldi. Buonasera. Autorità civili e militari, signore e signori, un grande benvenuto a tutti voi. A me innanzitutto il compito di porgere il saluto del Presidente della Regione Luca Zaia, impossibilitato a presenziare questa sera. Mi fa molto piacere la presenza di un parterre eccezionale di illustri ospiti e di amici della Paolo Rizzi per onorare i nostri protagonisti, premiati speciali da una giuria altrettanto speciale. Spettacolare la visione a cui abbiamo appena assistito. Non a caso
La casa del premio e la casa Rizzi è diventata proprio la scuola grande di San Rocco, che ringrazio nella persona dell'architetto Posocco, che un po' mi ha rubato il lavoro di ringraziamento, ma poi avremo modo di svilupparlo successivamente. Come ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Il premio è stato inizialmente ospitato nella suggestiva tenuta Venissa di Mazzorbo, grazie all'ospitalità di Gianluca Bisol, passando poi alla splendida cornice di Casagredo ed ancora all'aula magna dell'Università di Ca' Foscari a Ca' Dolfin, fino ad arrivare qui, in questo luogo splendido ed unico, come ho già detto. Da allora l'associazione Paolo Rizzi è cresciuta sempre più e dall'anno scorso è diventata ente del terzo settore. Un auspicio è quello che possa presto anche trasformarsi in fondazione. Paolo Rizzi, grande uomo di cultura, fu uno stimato critico d'arte e un giornalista attento alla società e al mondo, che ha svolto l'intera carriera al Gazzettino, legame ideale tra la terra che amava e la sua professione. Egli era consapevole che dal bagaglio culturale dipende come ciascuno sappia guardare la società e il mondo, la fondatezza del giudizio che ne trae, la qualità delle scelte che fa. E cosciente che le problematiche politiche, sociali, le migrazioni, le guerre, pare che la storia poco insegni a molti, intrecci con interessi economici sempre più coinvolgevano al suo tempo il mondo contemporaneo, condizionando e mutando i nostri modi di essere, i nostri costumi e la nostra vita quotidiana, elementi tutti oggi di sempre più crescente attualità, come poi avremo modo anche di dibattere. Ebbene, di tutto ciò ha tenuto particolarmente conto quest'anno la nostra giuria, composta da autorevoli esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e dell'arte, che con la loro presenza sono garanzia di massima qualità nel premiare 3 eccellenze. Lucio Caraccio, maestro di geopolitica e di giornalismo, Rossella Miccio, quale presidente di Emergency, organizzazione tra le prime nel mondo di soccorso generoso ed efficace, Salvatore Settis, maestro di archeologia, storia dell'arte, amministrazione di beni culturali e anche di giornalismo. Mi piace usare la definizione di maestro, parola desueta, per taluni addirittura retorica, ma di maestri ne esistono ancora e il premio Rizzi ne è orgoglioso e non teme di sottolineare questa virtù, di riconoscerla, di farla riconoscere quando ne vale la pena, come piaceva a Paolo Rizzi. Buona serata a tutti. Ringraziamo il presidente Pier Giorgio Baroldi. Ne abbiamo sentito parlare in apertura di queste gazzette, erano chiamate anche avvisi o riporti, sostanzialmente erano dei semplici fogli scritti a mano. Possiamo considerarli gli antesignani dei giornali, è così che nelle prime forme venivano diffuse le notizie. Ce ne dà conto anche Umberto Eco nella Storia della civiltà europea. Questo accadeva nel Cinquecento e Venezia era proprio una delle maggiori città europee in cui ferveva questo modo di diffondere le notizie. A sottolineare il legame forte tra il giornalismo e la città di Venezia abbiamo con noi un rappresentante dell'amministrazione comunale di questa città. Lo invito a raggiungermi, l'assessore al bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin. Buonasera a tutti. Onorati ospiti, porto i saluti del sindaco Luigi Brugnaro e di tutta l'amministrazione comunale della città di Venezia. È con rinnovato piacere che ci ritroviamo qui, in questa meravigliosa sala,
dove il Tintoretto ha saputo fondere con la sua straordinaria pittura la religiosità, la cultura e l'arte, ed ogni volta che ci entro mi toglie il fiato. È per me un grande onore e un profondo privilegio essere qui oggi per celebrare il talento e l'impegno straordinario dei giornalisti, artisti, pensatori e attivisti che contribuiscono in modo significativo alla nostra società attraverso queste discipline. Saluto il presidente, amico e collega professionista Per Giorgio Baroldi, il curatore Damiano Rizzi e ancora il presidente di giuria Vittorio Pierobon, con il quale condivido una ventennale amicizia, e comunque tutta la giuria e gli organizzatori del premio Paolo Rizzi. Le discipline oggetto del premio sono uno spaccato importante della nostra società. Il giornalismo, nel suo ruolo di quarto potere, è una forza fondamentale per la democrazia. I giornalisti sono coloro che svelano la verità, mettono in luce le ingiustizie e ci tengono informati sulle sfide che affrontiamo. Questo premio rappresenta un riconoscimento non solo del loro impegno instancabile, ma anche del loro coraggio nel porre domande difficili e nel difendere la libertà di stampa. L'arte e la cultura sono pilastri della nostra civiltà. Attraverso l'arte esploriamo il mondo con occhi diversi, riflettiamo sulla nostra esistenza e ci connettiamo con le emozioni più profonde dell'umanità. Questo premio riconosce l'importanza di coloro che ci ispirano, ci fanno riflettere e ci spingono ad esplorare nuovi orizzonti attraverso la creatività. La società si evolve grazie agli individui che si ergono come voci del cambiamento. Gli attivisti e i pensatori che agiscono in difesa dei diritti umani, dell'ambiente e della giustizia sociale sono i pilastri della nostra evoluzione. Questi premi sottolineano il loro impegno eroico per una società migliore. Oggi, mentre celebriamo questi straordinari individui e le loro imprese, ricordiamoci che il loro lavoro è un faro di luce in un mondo spesso complesso e sfidante. Ognuno di noi può trarre ispirazione da ciò che vediamo qui oggi e contribuire al processo della nostra società. Grazie a tutti i premiati e alla vostra dedizione e impegno. Continuate a ispirarci con il vostro lavoro straordinario e insieme possiamo costruire un mondo migliore per tutti. E mi pare che in questo momento ne abbiamo veramente bisogno. Grazie. Grazie all'assessore al bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin. Ed ora è arrivato il momento in cui non sono più sola sul palco, perché invito a raggiungermi, lasciando spazio ad una presenza di ben maggiore rilievo, Vittorio Pierobon, già vice direttore del Gazzettino, che da molti anni presiede la giuria del premio e che vanta un rapporto speciale con Paolo Rizzi, in quanto ha cominciato la sua carriera di giornalista proprio come allievo di Paolo Rizzi. Buonasera, edizione numero 13. Il 13 è un numero che è legato alla fortuna o alla sfortuna. Nel caso del premio Rizzi non credo si possa parlare di fortuna, ma invece di lavoro, di sacrificio, di impegno da parte di un manipolo di persone che in questi anni ha lavorato per far crescere questo premio. Parlando per quarto, chi mi ha preceduto mi ha già bruciato un po' di tematiche. Io volevo ricordare Paolo Rizzi, ma l'ha già fatto il professor Posocco, lo ha fatto anche il presidente Baroldi. Io dico solo che io ho avuto il piacere e l'onore di cominciare la mia carriera con Paolo Rizzi, che considero, per quanto mi riguarda, un maestro di giornalismo, assieme a Giorgio Lago, l'altro grande giornalista da cui ho imparato molte cose. E questo premio vuole proprio fare questo, vuole portare alla ribalta il buon giornalismo. Architetto Posocco, il buon giornalismo c'è anche oggi, non è che sono tutti, ce ne sono tanti di bravi colleghi che si impegnano in maniera diversa, con tecnologie diverse, ma pensiamo soltanto ai colleghi che sono impegnati nei fronti di guerra. Ecco, questo premio è nato per proprio portare alla ribalta giornalisti e belli articoli, un po' nel segno dello stile di Paolo Rizzi. Nel tempo ci siamo anche siamo un po' cresciuti anche come ambizioni di premio e abbiamo allargato anche ad altre categorie. Le categorie che erano anche l'interesse di Paolo Rizzi, l'arte, la cultura, l'ambiente e la società.
Quindi da alcuni anni non premiamo più solo giornalisti, ma anche altri grandi professionisti. Il denominatore comune comunque è sempre nei nostri premiati, è sempre l'attualità e anche la capacità di informare, di aprire un faro, di fare luce su ciò che accade, che è poi quello che dovrebbero fare i giornalisti, dovrebbero spiegare cosa succede e aiutare a capire, raccontare e aiutare a capire. E i nostri premiati, tutti e tre nei loro campi, lo fanno benissimo. Dicevo legati all'attualità e difatti quando ci siamo riuniti a giugno con la giuria, l'attualità più forte era la guerra in Ucraina e la scelta è caduta su Lucio Caracciolo, grande giornalista esperto di geopolitica. Purtroppo, dico purtroppo, la presenza di Caracciolo è ancora più attuale perché di guerre se ne sono aggiunte altre estremamente sanguinose come abbiamo visto in Israele in questi giorni. L'altra attualità che ha dominato e domina l'informazione e i dibattiti è quella dell'emergenza profughi. L'emergenza profughi noi l'abbiamo voluta anche declinare in maniera più ampia perché emergenza profughi non è soltanto quello che pensiamo noi, i barconi, c'è tutto quello che c'è un po' dietro, soprattutto le altre emergenze, le emergenze delle guerre che ci sono in Africa, che ci sono in Asia e di cui non si parla quasi mai perché ormai non fanno notizia e invece provocano decine di migliaia di morti e provocano anche di conseguenza le fughe e gli esodi. E poi pensiamo alle emergenze legate alle forme di governo in cui la libertà e i diritti civili vengono calpestati e ci sono tanti paesi dove questo accade. Quindi tutto questo poi crea un imbuto che finisce nell'emergenza profughi. Abbiamo pensato simbolicamente che chi poteva rappresentare questo mondo meglio di altri fosse Emergency, che da anni opera per aiutare chi si trova in questi mondi in difficoltà. Questo premio va a Emergency, ma idealmente va a tutti gli operatori, a tutti coloro che operano a favore delle popolazioni vittime di guerre e di soprusi. E poi, lo voglio dire chiaramente, questo è anche un premio un tributo postumo che va a Gino Strada. Avrebbe dovuto essere presente a ritirare il premio Rossella Miccio, che è la presidente di Emergency, ma invece ci siamo sentiti ieri, lei è bloccata in Sudan. Ci sarà a ritirare il premio un'altra illustre persona legata ad Emergency, Simonetta Gola, moglie di Gino Strada, che ringrazio per essere riuscita a venire. La terza sezione che abbiamo contemplato nei nostri premi è quella legata alla cultura e all'arte. Qui, perlomeno rispetto ai precedenti due che ci porteranno a parlare di temi drammatici, qui invece con il professor Settis potremo affrontare temi diciamo più leggeri, la cultura, l'arte, come inserita nel contesto attuale, quanto sia anche cambiato il modo di fruire arte e quanto questo poi si intrecci con altre tematiche, pensiamo all'economia legata al turismo, legato all'arte e pensiamo anche alle problematiche che nascono dai flussi turistici di persone che vogliono visitare le città d'arte e qui a Venezia ne sappiamo qualcosa. Chiudo, non voglio essere lungo, l'ultimo passaggio è doverosamente per la giuria. Ringrazio i colleghi con i quali ho lavorato. Non ho presieduto la giuria, io penso che sia più corretto dire che ho coordinato la giuria, una grande giuria di numeri uno, di persone che nel loro campo sono dei leader, che sono abituati loro a dare la linea nel loro mondo. Nella giuria del premio Rizzi invece con grande umiltà hanno lavorato assieme a me, abbiamo lavorato assieme e abbiamo scelto questi premiati. Parlando di giuria ritengo giusto anche ricordare un giurato che non c'è più, Enzo Di Martino, che dalla prima edizione fino allo scorso anno era con noi, ci ha lasciato e saluto la moglie Mariella che so essere presente in sala. Chiudo dicendo che questi premi che andiamo a consegnare sono dei premi al di sopra di ogni sospetto.
Certo, ci potevano essere anche altri premiati, abbiamo anche considerato una rosa molto vasta di autorevoli candidature. Abbiamo scelto questi e credo che la garanzia maggiore sulla bontà di questi premiati venga dai nomi stessi dei premiati e dai nomi dei giurati, il vero marchio di qualità del premio Rizzi. Grazie. E c'è una continuità edizione dopo edizione, per questo noi abbiamo chiesto di avere la possibilità di portare a voi, gentile pubblico, i saluti da parte dei premiati dello scorso anno. E a questo proposito abbiamo ricevuto una lettera da parte del generale Francesco Paolo Figliuolo che vado a leggervi. Si rivolge al presidente, al curatore del premio, a tutti noi che siamo questa sera qui all'interno della Scuola Grande di San Rocco, e proseguo con le parole di Figliuolo, dove ho avuto l'onore di ricevere il prestigioso riconoscimento nel 2022 nel segno del ritorno alla normalità dopo l'emergenza Covid-19 che mi vide impegnato insieme a una grande squadra nell'attuazione di una campagna vaccinale senza precedenti. Saluto con stima gli illustri giurati e i premiati di quest'anno. Lucio Caracciolo, Rossella Miccio, che abbiamo ascoltato, forse si collegherà con noi, e quindi porgiamo i saluti a Simonetta Gola, e Salvatore Settis, personalità meritorie nei campi del giornalismo, dell'arte e della cultura e di ambiente e società. Ambiti in cui si sono distinti per la notevole qualità del loro impegno. Sono sinceramente rammaricato di non poter presenziare di persona ad un evento così interessante che ha progressivamente ampliato i propri orizzonti, andandosi a iscrivere nell'ampio panorama di interessi culturali che Paolo Rizzi ha coltivato. Nel rinnovare il mio saluto a tutti i convenuti, mi felicito vivamente con i vincitori di quest'anno, cui passo virtualmente il testimone del premio, ringraziando in modo sentito l'associazione per avermi concesso tale opportunità. Roma, 13 ottobre, il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. Ed ora dovremmo avere un contributo video, per cui chiedo alla regia di intervenire e vi auguro buona visione. Abbiamo tanto bisogno di modelli da indicare ai giovani, e Salvatore Settis certamente è uno di questi. Un uomo che ha dedicato la sua vita allo studio, alla conoscenza dell'arte, una persona poi anche attenta al suo tempo, anche un uomo schivo, gentile, che ci ha fatto capire come sia importante ascoltare, approfondire, partecipare. Il suo rapporto con gli studenti rimane vivo nonostante la pensione. Lo testimoniano i giovani che lo ricordano e lo cercano per confrontarsi e chiedere consigli. Dei suoi libri che io conosco mi ricordo soprattutto Se Venezia muore, che è una pacata riflessione senza allarmismi strillati sul pericolo della grande e bellissima città italiana, Venezia, che può perdere la sua identità correndo dietro alle lusinghe di una città ideale solo spinta a soddisfare il turismo di massa. Se una comunità perde la memoria di sé, smarrisce ogni voglia di progettare, di costruire il suo futuro, si chiude in un illusorio mondo, poi tutto recitato, di una imago buona solo per la vendita dei gadget, non certo per una maggiore comprensione del suo profondo. Un caro saluto da Dacia Maraini. L'arte e il mercato sono due cose che sono in rapporto fra di loro o sono in contraddizione fra di loro. L'arte è qualcosa a cui pensiamo come un'ispirazione puramente etica, spirituale, mentre il mercato sono soldi, sono un'altra cosa. Invece l'arte ha sempre avuto bisogno del mercato e il mercato ha sempre alimentato la produzione di arte. In realtà anche nelle epoche più lontane da noi, la Cappella degli Scrovegni, prendiamo una delle opere d'arte, le collezioni d'arte devono essere pubbliche o private? La risposta
risposte semplici, tutte e due. Anzi, bisogna sapere che i nostri musei pubblici non sarebbero mai nati senza le collezioni private. Raccontiamo per un po' la storia delle collezioni di antichità. Pensiamo molto di rado che per 1000 anni almeno, se non di più, le rovine di Roma erano strapiene. Russia o non Russia è la questione strategica della guerra in Ucraina, ovvero la Russia, comunque vada a finire, uscirà unita e forte da questa guerra oppure finirà in pezzi, come vorrebbero sicuramente a Kiev, ma anche in Polonia, nei paesi baltici e in altri paesi dell'Europa nord-orientale che vedono nella Russia una minaccia permanente da eliminare una volta per tutte grazie alla guerra in Ucraina, grazie alla sconfitta che dovrà subire. È anche interessante che... Proviamo a leggere l'invasione di Israele da parte di Hamas entro 3 diverse dimensioni. Anzitutto quella globale. Si tratta di un episodio particolarmente tragico di quella che all'Imes abbiamo chiamato la guerra grande, cioè la grande contrapposizione fra le maggiori potenze, Russia, Cina e Stati Uniti, che poi inevitabilmente si ripercuote su diverse aree, su diversi scacchieri regionali. Abbiamo visto quello che... Noi crediamo che l'abolizione della guerra sia una urgente necessità e questo credo sia il lavoro culturale di Emergency nei prossimi anni. Non ne possiamo più di vedere questi pezzi di umanità sofferenti che vanno a morire per questa malattia stupida e folle. Abbiamo ricevuto con piacere i saluti di Dacia Maraini, che avete sentito ha introdotto il professor Settis, e poi il video è proseguito con una breve presentazione di quelli che sono i 3 premiati. Adesso, prima di aprire il momento centrale di questa cerimonia, invitiamo a raggiungerci sul palco i componenti della giuria, che chiamerò in ordine alfabetico e che saranno accolti da Vittorio Pierobon e dal presidente Baroldi. Comincio con Paolo Baratta, ingegnere economista, già presidente della Biennale di Venezia, già ministro, presidente dell'Accademia Filarmonica Romana.
proseguo con l'invitare Gabriella Belli, storica dell'arte, già presidente del MART e della Fondazione Musei Civici di Venezia. Invito ora Beppe Gioia, giornalista, già caporedattore RAI del Veneto e consigliere dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Proseguo ora chiamando Tiziana Lippiello, sinologa, professore ordinario di lingua e letteratura cinese, rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Accogliamo Antonella Magaraggia, presidente di Ateneo Veneto, prima donna a ricoprire questo incarico. Magistrato, già presidente del Tribunale di Verona. Proseguo con Fortunato Ortombina, direttore artistico e sovrintendente del Teatro La Fenice, già coordinatore alla direzione artistica del Teatro alla Scala di Milano. Il sovrintendente Ortombina non è presente per un impegno familiare che lo ha costretto a non essere qui. Mi ha detto che se ce la fa, è andato a Mantova, se ce la fa ci raggiungerà alla fine. Vediamo. Giungerà a lui quindi il nostro saluto e saremo felici di accoglierlo se riuscirà a raggiungerci. Proseguiamo con Amerigo Restucci, architetto e accademico, attualmente presidente dell'Istituto regionale per le Ville Venete e procuratore di San Marco, già rettore dell'Università di Architettura di Venezia. Concludo la rassegna dei giurati con Alberto Sinigaglia, giornalista già responsabile delle pagine culturali della Stampa, presidente del Premio Letterario Cesare Pavese, per 4 mandati presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte. E invito da ultimo a raggiungerci in qualità di curatore del premio, ma anche di figlio di Paolo Rizzi, sto parlando di Damiano Rizzi. Adesso vogliamo avvisare che durante questo momento probabilmente ci sarà anche un collegamento, vediamo se il tutto riuscirà, ci auguriamo di potercela fare, ma adesso è il momento di invitare i nostri premiati per dare vita a questo momento di dialogo e quindi comincio con l'invitare Lucio Caracciolo. Invito Simonetta Gola. E il professor Salvatore Settis. Bene, chiedo ai nostri assistenti di porgere i microfoni per dare inizio a questo momento di dialogo, di scambio tra i nostri premiati, gli ospiti d'onore di questa 13ª edizione, il presidente Pier Giorgio Baroldi, Vittorio Pierobon e chi tra i giurati vorrà intervenire. Vi auguro buon ascolto. Buonasera di nuovo. E adesso facciamo un po' i giornalisti.
Devo dire che abbiamo dei premiati che potrebbero individualmente da soli essere ospiti per una serata interessantissima. Invece dovremo dividere il tempo con 3 grandi personaggi. Come accennavo prima, credo che sia il caso di sviluppare i temi per i quali sono stati scelti dalla giuria questi 3 premiati. Quindi comincerei da Lucio Caracciolo, facendole una domanda che probabilmente in questi tempi le fanno tutti i giorni. Cosa sta succedendo? Siamo partiti con la guerra in Ucraina, ora abbiamo il conflitto scatenato da Hamas. Come accennavo prima, ci sono conflitti in molte parti del mondo. Siamo, come dice Papa Francesco, dentro o vicini alla terza guerra mondiale, o siamo, come dite voi all'Imes, nella grande guerra che sta esplodendo? Intanto un grazie davvero di cuore per questa straordinaria opportunità che è resa per me ancora più affascinante dal luogo che qualcuno ha definito uno dei più belli, a mio avviso il più bello che si possa immaginare. Sono anche molto legato alla città di Venezia perché l'avventura di Limes cominciò esattamente 30 anni fa all'Ateneo Veneto con il primo convegno di Limes in occasione dell'uscita del primo numero che si chiamava La guerra in Europa. Non abbiamo fatto enormi progressi, diciamo, rispetto al 93. Quella guerra in Europa era la guerra dei Balcani, la guerra in ex Jugoslavia. Oggi abbiamo la guerra in Ucraina e purtroppo è cominciata e si annuncia particolarmente triste la guerra tra Israele e Hamas, sperando che sia tra Israele e Hamas e non si allarghi ulteriormente. Prima di dire che io non so cosa sta succedendo, perché se lo sapessi sarei in una dimensione temporale superiore, siamo, temo, all'inizio, ma veramente all'inizio, di uno sconvolgimento dei rapporti di forza sul piano internazionale che avviene normalmente ogni secolo 2, insomma una transizione egemonica da quello che è stato un periodo per noi italiani anche particolarmente fenice, quello della egemonia americana, a una fase di caos, perché francamente non vedo nessuna potenza che possa assumere un ruolo paragonabile a quello che ha avuto l'America dopo il 1945. E quindi per noi che della sfera di influenza americana abbiamo partecipato, questo significa un problema particolarmente acuto, anche perché significa rientrare nella storia, cioè dimenticare l'abitudine che la mia generazione, ma almeno altre 2 generazioni di italiani hanno potuto coltivare, e cioè di essere in un mondo comunque di pace, dove possono accadere delle cose, ma insomma la guerra riguarda altri. E purtroppo queste riguardano molto direttamente anche noi, per fortuna non sul nostro territorio e tocchiamo tutto quello che c'è da toccare, ma è evidente che sotto diversissimi profili, anche quello militare, per esempio le armi che abbiamo mandato all'Ucraina per difendersi dall'aggressione russa, noi siamo dentro a questa transizione e onestamente non so dove stiamo andando, ma so che siamo all'inizio di una fase e in questa fase vorrei aggiungere e concludere la funzione di noi giornalisti e comunque formatori / informatori dell'opinione pubblica è allo stesso tempo estremamente delicata e anche molto molto difficile, perché il tempo di guerra è il tempo di propaganda. Non si può leggere davvero quello che accade semplicemente restando a ciò che viene comunicato ufficialmente o meno ufficialmente e che parte dal principio stabilito durante la seconda guerra mondiale da parte di Churchill, e cioè che durante una guerra la verità è sempre accompagnata da una scorta di bugie e il nostro compito dovrebbe essere quello di separare il grano dall'olio, di decrittare ciò che magari non si vuole far vedere, altrimenti non si capisce bene quello che stiamo a che fare. Noi di Limes abbiamo ovviamente un approccio
abbastanza particolare, perché l'analisi geopolitica, cioè l'analisi dei conflitti di potere in spazi e tempi determinati, nessuna legge generale, nessuna pretesa scientifica, presuppone il tentativo di mettersi nei panni dei contendenti. Il nostro motto è quello evangelico: ama il tuo nemico, perché senza capire il punto di vista altrui non puoi capire nulla di quello che accade. E questo non è esattamente il modo in cui normalmente in tempi di guerra, direi qualche volta anche in tempi di pace, lavoriamo nel campo dell'informazione. Quindi quello che possiamo fare, e che comunque considero il mio impegno, che faccio con passione, poi i risultati non li giudico io, è quello di provare a scavare un pochino più in profondità e di aiutare innanzitutto me stesso e poi chi ci legge a capire qualcosa di quello che si può capire. Grazie ancora. Grazie. Ovviamente il microfono poi è a disposizione anche dei colleghi della giuria. Io faccio solo una parte introduttiva. Mi spiace che magari saltiamo un po' da un tema all'altro, ma cerchiamo di trovare un filo conduttore. Ecco qua, il professor Baratta vuole subito il microfono. Siccome in tempo di guerra ci diciamo le bugie e in tempo di pace... Qualche volta anche in tempo di pace. No, e in tempo di pace non ci diciamo la verità, siamo mal combinati. Per questo tutti coloro che si occupano di queste cose in tempo di pace sono i benvenuti, perché ci consentono almeno di arrivare alle crisi con un'informazione che ci consenta un minimo di giudizio e non cadere nelle trappole delle cosiddette narrazioni. L'Imes da questo punto di vista è un fatto straordinario nella vita italiana. Ci puoi dedicare 2 minuti a dire com'è nata, cos'è e come si colloca nel panorama italiano degli studi internazionali, i giovani sono interessati a questi argomenti, cosa può fare un giovane se vuole interessarsi di questa materia, dove sbatte la testa? La geopolitica come la conosciamo noi, come la pratichiamo noi, nasce alla fine della guerra fredda, cioè nasce alla fine di quel mondo in cui ideologie certificate si contrapponevano al fine di tenere più coesi i rispettivi campi, e quell'ordine che si chiama guerra fredda era di fatto per noi europei un ordine di pace. Sapevamo dove stavamo, i nostri nemici sovietici sapevano dove potevano e non potevano arrivare e noi sapevamo che non potevamo andare dall'altra parte. Cadute le grandi narrazioni ideologiche, siamo entrati in una fase in cui sono entrati in gioco dei fattori molto più irrazionali e soprattutto molto più arbitrari. Non essendoci più appunto leggi universali e percorsi verso il paradiso, e questo forse è anche un vantaggio, ci siamo spesso incontrati con la rinascita dei cosiddetti diritti storici, cioè questa terra è mia perché ci abitavano da 3000 anni, eccetera, 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 e naturalmente ogni narrazione storica, specialmente in tempo di guerra ma anche in tempo di pace, tende a legittimare le proprie aspirazioni, tende a legittimare magari la guerra che combattiamo, e questa perversione per certi aspetti, per cui noi sostanzialmente ci selezioniamo il passato che ci fa comodo per utilizzarlo oggi in vista di un domani che ci veda più forti, è la chiave, io credo, di questa fase storica. Dovunque ci rivolgiamo, vediamo che, faccio un esempio banale, ma per capirci, se un paese come la Polonia, che è il paese probabilmente più antirusso al mondo, tra parentesi anche anti-ucraino, ma questo è stato rimosso perché abbiamo rimosso un pezzo di storia, decide che durante una guerra contro la Russia è il caso di riscoprire che la Germania ha fatto di tutto e di più, a cominciare da una gran parte dell'Olocausto, dentro la Polonia, e chiede 1.300 miliardi di riparazioni, producendo una documentazione storico-cartografica di 700 pagine fatta dal governo e approvata quasi all'unanimità dal Parlamento. Faccio un esempio, potrei farne molti altri, vuol dire che siamo messi male. L'Occidente, così come l'ho conosciuto io, era basato su un principio napoletano, scurdammo, c'ho passato.
e questo principio ha funzionato molto bene dopo il 1945, soprattutto, bisogna dirlo per onestà storica, perché c'erano gli americani in Europa. Non è che improvvisamente nel 1945 o nel 1946 i tedeschi e i francesi si volevano bene, si sono fatti una ragione del fatto che dovevano volersi bene, magari non credendoci troppo, ma questo è un altro discorso, perché le condizioni geopolitiche del tempo imponevano questa pacificazione. Non essendoci più quel mondo relativamente ordinato e per noi europei ideale, siamo di fronte alla necessità di riscoprire il nostro passato in maniera intelligente, ma soprattutto di farci qualche idea sul nostro futuro. Ma l'idea sul futuro non ce l'hai se non la connetti a ciò che è accaduto prima. Adesso verso le 7, quindi fra pochissimo dovremo avere un tentativo di collegamento con il Sudan, con Rossella Miccio. Quindi prego la regia, quando il collegamento è in atto, di dirmelo. Nel frattempo parliamo di Emergency e quindi parliamo con Simonetta Gola. Dove siete in questo momento? Quali sono i vostri fronti in cui siete più attivi? Dove state operando maggiormente? Sicuramente, buongiorno a tutti, oltre ad essere moglie di Gino Strada, io sono responsabile della comunicazione, lavoro in Emergency da 22 anni e mi occupo in particolare di cultura di pace oltre che di comunicazione. Noi siamo presenti in Sudan, ma ne parleremo poi se si riuscirà a collegare la nostra Presidente. Poi abbiamo 2 posti dove siamo particolarmente impegnati in questo momento tra tutti gli altri. Uno è l'Afghanistan, che è scomparso completamente dai media, ma in realtà è un grande caso. Io sono stata in Afghanistan a luglio e bisognerebbe andarci per vedere che quando noi pensiamo che una guerra sia finita, come ufficialmente è finita con gli accordi che sono stati firmati nel 2021, in realtà le conseguenze della guerra sono molte e durano molto a lungo. In particolare ovviamente gli effetti sono sulle istituzioni, ma sono soprattutto sulla popolazione civile. L'Afghanistan è un posto dove su 38 milioni di abitanti circa 28 milioni hanno bisogno di aiuti internazionali che non ci sono, perché sono stati ritirati insieme alle truppe. È una popolazione estremamente in difficoltà, estremamente isolata, e credo che questo sia un errore umanitario enorme, ma anche un errore politico, perché quando tu isoli una popolazione e l'unico riferimento, l'unico che fa qualcosa sono quelli che tu eri andato a destituire, non potrai ottenere certamente che ci sia un cambio verso la democrazia che era l'obiettivo di questa guerra. Il secondo fronte caldo è per noi il Mediterraneo. Sempre quando si parla di guerra non si vede mai la fine della guerra, che cosa succede dopo la guerra, ma non si vede neanche la conseguenza che la guerra ha fuori da un territorio fisico. Il Mediterraneo, ci sono stata ad agosto, è un posto dove noi costringiamo le persone a rischiare la propria vita per mettersi in salvo. Quello che succede in buona parte del mondo è guerra o è povertà. Ci sono persone che attraversano il Mediterraneo perché non possono andare con il loro passaporto in un'ambasciata e chiedere un visto. Sapete che per un somalo c'è accesso a 44 paesi, credo, ma nessuno in Europa con un visto. E quindi le persone hanno questo rischio per poi venire a chiedere asilo, cioè un diritto che è loro tutelato, ma che per accedere a questo diritto spesso e volentieri c'è questo rischio. Noi abbiamo una nave. Buonasera Rossella Miccio, ci sente? Buonasera. Grazie di essere con noi. Buonasera a tutte e tutti. Ci spiace non essere lì con voi oggi, ma purtroppo appunto sono ancora impegnata qui in Sudan, dove ormai da quasi 6 mesi c'è una ennesima guerra, una tragedia
disastrosa. Il coordinatore delle Nazioni Unite per le emergenze Martin Griffith l'ha definita la più grande crisi umanitaria e più complessa di questi giorni, probabilmente si affianca a quella di Gaza, della Palestina di questi giorni. Però noi ci siamo, stiamo tenendo duro con le nostre attività e quindi c'era bisogno ancora di un po' della mia presenza qui, ma insomma vi ringrazio davvero per questa scelta, per aver deciso di premiare Emergency. Io sono commossa dal vedere questa sala bellissima e pienissima, quindi davvero grazie. In questo momento, ecco, sapere che non siamo soli nel nostro lavoro è importante, perché è un momento molto, molto difficile per noi, ma credo per tutti. Quindi so che c'è Simonetta lì con voi, quindi sarà sicuramente, vi racconterà sicuramente più di quanto non posso fare io da lontano, ma intanto ci tenevo davvero a salutarvi, a ringraziarvi tutte da Port Sudan e speriamo ci sia presto poi occasione di incontrarci di persona e di un approfondimento. Grazie. Grazie a lei e grazie per quello che fate. La salutiamo e l'aspettiamo a Venezia in un'altra occasione. Buon lavoro e grazie. Simonetta stava concludendo? Grazie mille. No, stavo dicendo che abbiamo una nave nel Mediterraneo da circa un anno. Prima lavoravamo su navi di altre organizzazioni per fare solo l'assistenza sanitaria, adesso facciamo tutte le operazioni. Quello che vediamo sono persone che scappano da posti da cui sono sempre scappati, come ad esempio l'Eritrea, ma incominciano ad arrivare tanti sudanesi, ad esempio. Sapete che questo conflitto ha creato 4,3 milioni di sfollati interni e 1,2 milioni di persone che hanno oltrepassato i paesi vicini, le frontiere dei paesi vicini, soprattutto il Chad, ma il problema è che il Sudan è sempre stato un paese di transito per i migranti, quindi in questo momento bisognerà capire che cosa succederà alle persone che normalmente passavano dal Sudan e cercavano di arrivare in Libia. Tutte le persone che soccorriamo, da dovunque vengano, raccontano quello che noi sappiamo perfettamente, cioè tutte le torture che avvengono in Libia, tutto quello che succede nelle carceri libiche. Qualsiasi soccorso è complicato di notte dal fatto che le persone spengono le luci della barca perché hanno paura, vogliono prima capire se li stanno soccorrendo dei libici o se li sta soccorrendo una nave umanitaria o la Guardia Costiera, perché chi di loro ha già avuto esperienze di essere salvato e riportato in Libia racconta sempre la stessa storia. Non sono storie che noi non conosciamo, ormai sono credo 5-6 anni che ci sono report dalle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e i media indipendenti che raccontano di torture, che raccontano di rapimenti, di riduzione in schiavitù, di ricatti. E noi costringiamo le persone a rischiare la loro vita a venire in mare, e per non farle venire rinnoviamo gli accordi con la Libia, che per quanto mi riguarda sono forse il provvedimento più grave che è stato preso dopo le leggi razziali in Italia. Io credo che il lavoro dell'ONG sia un lavoro molto limitato in questo tratto di mare. Secondo i dati del Viminale, le ONG soccorrono il 4% dei migranti che arrivano sulle nostre coste, ma è un lavoro necessario. Le barche che ho visto soccorrere io erano tutte barche alla deriva, senza più benzina, senza spesso sovraffollate, quindi cariche già di acqua, quindi si tratta di poche ore, scusate, non pochi minuti, di autonomia spesso e volentieri, quindi bisogna essere lì perché bisogna arrivare prima che succeda il peggio. Ecco, io credo che se devo pensare a il lavoro di Emergency, al di là dei singoli paesi dove sta
seguendo questo ciclo della guerra. È nei paesi dove la guerra accade, come in questo momento il Sudan, come è stato l'Afghanistan per lungo tempo, dove la guerra è apparentemente finita ma la violenza continua, come in Afghanistan in questo momento, una violenza a cui si attaccano anche gli effetti della crisi umanitaria che dicevamo prima, e poi tutto quello che succede alle persone che cercano di sottrarsi a quello che gli aspetta o non gli aspetta nel loro paese. Grazie. Tengo ancora a riposo il professor Settis perché fosse il caso di sviluppare meglio un tema onde evitare poi di confonderci. Vorrei approfondire il tema accoglienza. Tra l'altro, se non vado errato, Lucio Caracciolo ha scritto un libro che si intitola proprio Accoglienza assieme ad Andrea Ricciardi. Quindi è un tema che ben conoscete e che credo sia condiviso da tutti noi, come ovviamente non è neanche in discussione il fatto che chi è in mare vada aiutato, vada soccorso e vada salvato. La mia domanda è, e la faccio anche alla luce dei dati che ho visto nell'ultimo numero di Limes riguardo le proiezioni demografiche nel mondo. In questo momento il rapporto tra abitanti dell'Europa e abitanti dell'Africa è di 1 a 2. Per ogni europeo ci sono 2 africani. Le proiezioni per i prossimi 80 anni, fino al 2000, ci portano a pensare che nel 2000 il rapporto sarà di 1 a 7. Ogni europeo 7 africani, oltretutto con anche un grossissimo gap di età media perché l'Africa è molto giovane e l'Europa invece sta invecchiando. Questo pone un problema che magari non sarà direttamente per noi ma per i nostri figli, i nostri nipoti, di numeri proprio, cioè l'accoglienza non può essere infinita. Ci deve essere qualcosa, quello che fate anche voi con Emergency, di aiuto, di solidarietà, di sostegno in loco. Cioè, credo che l'accoglienza sia l'emergenza, ma non è certo la soluzione strutturale. Volevo sentire da voi, anche dal professor Settis, un parere su questo tema che è di grande attualità. Ma io non sono un esperto di questi temi. Io penso che quello che manca di più oggi, per quello che vedo io da cittadino che di questi temi non è esperto, è uno sguardo lungo, uno sguardo lungimirante. L'emergenza va risolta secondo quello che fa Emergency, come abbiamo appena ascoltato, ma bisogna pensare nel tempo lungo e nel tempo lungo ricordarci delle nostre colpe, perché il colonialismo è una colpa. È stata una colpa, ha segnato, ha ucciso dei processi già in corso di civiltà anche africane, per non parlare poi dell'America precolombiana, ha ucciso delle civiltà che potevano svilupparsi indipendentemente e io credo che di questo ci dobbiamo ricordare e credo che dovremmo immaginare delle soluzioni di lungo periodo che non sono soltanto quelle di un aiuto umanitario, ma sono quelle di un rapporto il più possibile paritetico nel quale anche altre civiltà, altre culture, altre popolazioni che vivono anche in climi ancora meno fortunati del nostro, perché il nostro clima quest'estate non è stato un granché, io credo che bisogna pensare a loro e anche nel senso di non solo aiutarli, ma anche di costruire un rapporto paritetico, costruendolo tanto per cominciare dentro di noi. Non si tratta di fare l'elemosina, si tratta di riconoscere una comune umanità. Io credo che il punto sia questo. Io credo che smettere di rapinare le risorse di certi paesi o sostenerne i dittatori aiuterebbe a non far scappare la gente da questi posti o andargli a fare la guerra. Detto questo, come Emergency ad esempio noi cerchiamo di portare cure mediche d'eccellenza. Cosa vuol dire d'eccellenza? Gino diceva sempre se tu pensi che sia malato tuo figlio e lo vuoi fare evacuare, evidentemente quello non è un ospedale, se non è dato tuo figlio non è dato neanche agli afghani.
Stiamo cercando di fare, abbiamo fatto già 2 ospedali e vorremmo costruire il terzo, questa rete in Africa. Abbiamo fatto, avete visto forse le immagini prima, un centro di cardiochirurgia che quando è nato era l'unico gratuito disponibile in Africa, serve 30 paesi perché hanno delle patologie cardiache che da noi sono state ormai dimenticate, che sono dovute al peggioramento dell'infezione da streptococco non trattata con gli antibiotici. Ce ne sono tantissime di persone che hanno questo problema ma che non hanno cure per farsi curare, non hanno accesso a ospedali gratuiti per farsi curare. Facciamo la formazione del personale locale, abbiamo aperto in Uganda un centro disegnato gratuitamente da Renzo Piano di chirurgia pediatrica che segue alcune specialità, anche lì un centro eccellenza dove facciamo ancora la formazione del personale. Perché facciamo questa cosa? Che è ovvio che quello che fa un'associazione come Emergency è veramente pochissimo rispetto ai bisogni, però lo facciamo perché pensiamo che si possa dire alla fine, se lo ci riesce a fare una piccola organizzazione, lo possono fare le istituzioni internazionali che gestiscono una adeguata quantità di aiuti. Se tu dai alle persone qualche cosa che gli costa perdere, saranno molto più facilmente in pace. Se tu realizzi diritti per le persone, forse decadono alcuni conflitti, non tutti certamente, però io penso che senza realizzare i diritti delle persone, senza dare l'impressione alle persone che abbiano qualche cosa per cui vale la pena vivere in pace, è difficile aspettarsi che stiano lì e subiscano condizioni di vita estreme. Ci sono paesi, in Uganda, prima dell'apertura del nostro ospedale c'erano 4 chirurghi pediatrici su una popolazione sotto i 14 anni di 20 milioni di persone. Noi non riusciamo neanche a immaginarcela questa cosa e mi sembra abbastanza evidente che poi le persone appunto possono anche pensare di andarsene via, non perché hanno delle condizioni estreme di guerra o di estrema povertà o fame, ma semplicemente per vivere in un paese dove se hanno bisogno di un medico non devono decidere se pagare da mangiare ai figli o curare quello malato. Distinguerei tra l'emergenza e quindi il salvataggio in mare, che sembrerebbe scontato, ma vi ricordo che vi sono alcuni paesi che invece sparano sui barchini, tanto per non fare nomi, per esempio lo fanno spesso i greci e gli spagnoli, noi no. Ma questo è l'aspetto immediato, umano, che non dovrebbe essere nemmeno messo in discussione. Quello che invece è molto più complicato anche in una prospettiva di lungo periodo è come trattare coloro che salviamo o che comunque arrivano qui in modo da poterci convivere, senza farci enormi illusioni sull'amore reciproco, perché non è quello il primo sentimento. Si tratta di poter organizzare l'accoglienza in un modo civile e che permetta anche a noi stessi di riconoscerci per tali, perché molto spesso noi ci pensiamo civili, poi siamo portati a fare altro. Partirei e concluderei da un principio fondamentale. Noi esseri umani siamo ciascuno per fortuna diverso dall'altro, però c'è una caratteristica che mi sembra unirci ed è quella del bisogno di riconoscimento, cioè il fatto che chi ha di fronte abbia un rapporto più o meno paritario con te e che abbia diritto ad essere riconosciuto anche attraverso la tua curiosità, perché è una cosa che mi colpisce spesso in coloro che vengono da fuori, al di là delle loro condizioni economiche e sociali, è proprio questa sorpresa e questo dolore per vedere il disinteresse di coloro che vivono nel territorio dove giungono rispetto a ciò che sono state le loro vicende, le loro storie, i loro paesi, come se fossero sulla Luna. Questo è qualcosa che divide e contribuisce ad alimentare quella che purtroppo mi sembra essere una bestia che molti pensavano morta ma che invece è vivissima, quella del razzismo, per cui finite le ideologie, finite le narrazioni, quelle magari non tanto, ma insomma alla fine ci si distingue tra bianchi, gialli, neri, rossi e se non ti distingui lo stesso. E che cosa c'è di peggio
nel senso dell'annullamento della persona e dell'individuo, che condannare qualcuno ad essere parte di un insieme che si considera comunque altro e molto spesso inferiore. E questo è stato fra l'altro il peccato, se vogliamo chiamarlo così, del colonialismo, ed è uno dei paradossi del colonialismo è che era molto spesso progressista, cioè quello che ci raccontava la Terza Repubblica francese, tanto per citare il caso più noto in Europa, era quello: noi andiamo lì a portare la civiltà, e lo dicevano fior di socialisti, progressisti, eccetera, che vuol dire non me ne frega niente di quello di cui sei stato protagonista te e le tue famiglie. Io, che ho avuto il privilegio di nascere nel mondo più civile e sviluppato, ti faccio un grande regalo e portandoti me stesso ti porto la civiltà. Ecco, speriamo che questo tipo di approccio apparentemente progressista possa essere piano piano superato. Visto che il microfono è da quelle parti, Pier Giorgio Baroldi, vuoi dire qualcosa? Sì, io vorrei cambiare il microfono innanzitutto, perché questo mi pare non funzioni molto. Vorrei lasciare spazio ai nostri prestigiosi giurati, che hanno sicuramente molte cose molto interessanti da dire. Leggendo anch'io l'ultimo numero di Limes... ha venduto molto a Venezia questo mese Limes. Ha venduto molto, sì, almeno 2 copie in più sicuramente, a parte che lo leggevo a suo tempo. Disordine mondiale è quando sommi gli addendi e non hai totale. La cosa, come dire, è una frase semplice ma molto emblematica, e tra l'altro vedevo anche quella serie di mappe, se la regia mi aiuta, c'era anche una mappa che mi interessava in modo particolare, che è questa, gliela faccio vedere, che mi pare sintetizzi bene, ma che non ho capito bene. Se lei in 2 parole riesce a darci un attimo di spiegazione. Grazie. Volentieri, questa è la fase di transizione egemonica di cui parlavo, che è caratterizzata da 2, in questo momento ormai anche 3, conflitti, di cui uno per fortuna ancora tenuto sotto controllo e gli altri 2 invece ci si spara e ci si ammazza, e cioè nel cerchio che vedete la guerra russo-americana, perché a livello strategico ciò che si combatte in Ucraina è un conflitto tra Russia e America, in cui l'America appoggia indirettamente gli avversari della Russia sperando che la indeboliscano. E poi c'è il conflitto che invece è quello più importante, soprattutto per gli americani, ma quindi anche per il resto del mondo, che si svolge nello spazio Indo-Pacifico, dentro quell'ellisse, per il controllo delle rotte marittime, quindi degli stretti che collegano l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano, che sostanzialmente la Cina non controlla e che vorrebbe controllare. Nel momento in cui la Cina riuscisse a diventare una potenza oceanica, a quel punto l'America avrebbe perso. E poi adesso c'è purtroppo anche entro quel cerchio anche il conflitto fra Israele e Palestina. Solo un breve commento alla frase che lei ha avuto la bontà di citare. Ciò che intendevo dire è che non esistono più misure universali. E per la verità l'umanità ha quasi sempre vissuto senza misure universali. Il metro di Sèvres è roba di fine Ottocento. Quando non ci sono più misure universali, il mio addendo non può produrre il totale dell'altro, perché l'altro considera i pesi e le misure in modo completamente diverso, e questo è uno dei problemi maggiori che noi abbiamo, cioè di non capire poi alla fine che cosa vuole l'altro, semplicemente perché parte da ragionamenti e giunge a conclusioni che non ci appartengono. E questa differenza culturale è l'origine molto spesso dei conflitti che avvengono, e questo la storia purtroppo ce lo conferma, non sempre, non tanto per volontà di questo o quell'attore, ma per la mala interpretazione delle azioni di questo o di quello, cui si attribuiscono significati che hanno senso in casa propria ma che non hanno alcun senso nell'altrui. Grazie molte.
Volevo solo dire, mi piacerebbe sentire, poi chiudo, un dibattito, cosa che sicuramente non si può fare stasera, tra il professor Settis e il presidente Baratta sull'arte a Venezia, sull'arte contemporanea. Però, non so, qui lo spazio è troppo ristretto per sviluppare qualcosa del genere. No, la domanda è assolutamente pertinente, perché la motivazione del premio al professor Settis non è non è fondata sulla sua storia di archeologo, di studioso della storia dell'archeologia stessa, ma è correlata al fatto che ha scritto un libro sull'arte moderna e contemporanea. E questo è un riconoscimento che Paolo Rizzi vuole attribuire al professor Settis, perché così facendo ha dimostrato alcune cose che non si trovano spesso in giro. La prima, che si è voluto dedicare con spirito umile ad una altra, disciplina, nell'ottica però dell'aprire al lettore gli occhi e dell'aiutarlo ad avvicinare appunto le opere d'arte moderna e contemporanea. Un atteggiamento che non è tipico della tradizione dei critici italiani, che hanno sempre considerato se stessi un centimetro più su degli artisti che descrivevano e che quindi partivano da pregiudizi, partivano in lanci in resta uno contro l'altro, irrorando i loro libri di insulti reciproci, come raramente capita nelle dispute, e però in un qualche modo fermandosi ad un gioco tra loro, svolto in funzione del loro ruolo nella società, spesso collegato alla politica, spesso collegato alle vicende, eccetera. Ora, siccome il premio Paolo Rizzi mi sembra che voglia celebrare proprio il ruolo di chi desidera comunicare, no? Di chi desidera illuminare sul tempo presente, questo libro Incursioni, che si ispira e sviluppa studi che furono di un grande che si chiamava Aby Warburg all'inizio del secolo, che era un modo diverso di leggere l'arte, aiuta il lettore ad entrare non dico nella comprensione, ma nell'avvicinamento proprio, nella sintonia con l'opera d'arte. E questo è un esercizio che in tutte le biennali si è avvertito, per esempio, come problema, no? Il visitatore è accompagnato da un curatore che gli presenta le opere in qualche modo per aiutarlo a capire nel percorso cosa sta succedendo, cosa significano una rispetto all'altra. Io poi ho sempre pensato che nelle nostre biennali, io le ho sempre visitate con lo spirito di archeologo, sarà un paradosso perché mai come nell'arte contemporanea viene lasciato al visitatore di aggiungere cose a quello che viene presentato dall'artista, cioè il visitatore è invitato a completare l'opera in qualche modo attraverso la sua comprensione, la sua dedizione, la sua intuizione. Quindi mai come nell'arte contemporanea occorre un ausilio reciproco e un'incapacità di intuizione nell'avvicinare le opere. Per cui niente, volevo semplicemente ricordare che questa sera io onoro il professor Settis come grande personaggio della critica sull'arte moderna e contemporanea d'Italia. Per l'archeologia lo premieranno e l'hanno già premiato altri. Grazie. Grazie. Ma ti ringrazio moltissimo. Io in quel libro ho due presupposti, quel libro Feltrinelli che hai citato, ho due presupposti. Uno, che è una cosa in cui credo dal bambino, e cioè che la storia dell'arte europea, occidentale, ma sono concetti non tanto chiari, senza dei confini molto precisi, è una sola. Cioè dall'Egitto a domani mattina è tutta una sola storia e quindi non vedo perché, non credo nelle distinzioni disciplinari per cui normalmente uno storico dell'arte medievale può ignorare l'arte greca e viceversa.
Quindi mi sento legittimato a guardare anche l'arte contemporanea e a dire delle cose. Quando Gabriella Belli mi invita a parlare di Kiefer in occasione di quello che Kiefer ha fatto a Palazzo Ducale, io ho paura, ma la capisco e cerco di venirle incontro per come ho potuto. Per l'altro punto io vorrei citare, tu hai citato Warburg giustissimamente, che è una mia stella guida, ma io vorrei citare Italo Calvino. Calvino parlava, io ho scritto molto recentemente un piccolo articolo sul Sole 24 Ore ricordando i nostri incontri su questo tema con Calvino. Lui rivendicava l'assoluta necessità di un'archeologia del presente, perché il presente è quanto di più incomprensibile noi abbiamo. Uno sguardo archeologico, lui diceva, sul presente ci vuole uno sguardo archeologico. Per questo l'ho portato a visitare scavi, siamo saliti insieme sulle impalcature della colonna traiana e così via. Archeologia vuol dire umilmente, scendendo, scavando con le mani, domandandosi, trovando cose che non si capiscono, ammettere quello che non si capisce, dire quel poco che si è capito, cercare soprattutto di stimolare gli altri a capire di più di quello che abbiamo capito noi. Io da questo punto di vista, qualsiasi cosa possano dire di me, e Gabriella ne saprà qualcosa, gli storici dell'arte contemporanea di mestiere, che magari mi guarderanno dall'alto in basso perché non uso il loro linguaggio, io credo che usare un linguaggio che parta dalla storia, usare un linguaggio che parta dal basso, dalla terra, dagli strati più profondi che sono nella nostra civiltà e dentro di noi, sia legittimo. Grazie, professore. È stata chiamata in causa simpaticamente Gabriella Belli, quindi le cedo il microfono. Sì, ma lui è stato un grande pioniere, un maestro per tutti noi storici dell'arte, anche proprio per questa caduta delle barriere che limitavano ovviamente l'occhio critico a degli elementi, come dire, comuni, no? Dal punto di vista della disciplina. Ma io vorrei, ricordando un po' le cose che sono state dette, ti vorrei sollecitare su un tema importantissimo nel mondo dei musei, che è il tema delle restituzioni. Sul quale mi piacerebbe sentire un po' il tuo parere. Ma il tema delle restituzioni è di grandissima attualità in tutta la cultura che ormai si deve chiamare per forza postcoloniale, perché se non usiamo questa parola non ci capiamo. Ovviamente il casus belli principale è quello dei bronzi del Benin. I bronzi del Benin vanno restituiti e su questo non ho dubbi. I bronzi del Benin vanno restituiti perché sono stati una vera e propria depredazione fatta dall'esercito britannico o comunque da inglesi, anche se poi la cosa si è diffusa in altre collezioni di altri paesi. Credo che in Italia ci sia ben poco, ma in altri paesi in circostanze assolutamente intollerabili, in cui, e con ciò mi riconnetto anche a quello che dicevo prima sul colonialismo e sulla cultura postcoloniale, in cui gli europei non solo, da un lato non riconoscevano che esisteva una civiltà locale, dall'altro lato la depredavano e la mettevano nei propri musei, con una contraddizione così profonda, con una contraddizione così vergognosa che deve pesare sulla coscienza e impone la restituzione. Però alla restituzione bisogna porre un limite, perché non è che possiamo, se dovessero restituire tutti i vasi greci che ci sono al Louvre o al Metropolitan Museum, eccetera, eccetera, se tutto quello che è nei musei di tutto il mondo dovesse ritornare indietro nel luogo, diventerebbe la principale attività economica del pianeta, cosa che è impensabile, e renderebbe impossibile, affollerebbe oltre quindi bisogna porre ci vuole un riconoscimento internazionale, che c'è già, ci sono già dei patti internazionali che pongono una data dopo la quale bisogna restituire tutto, e questa data non può che essere quella in cui i singoli paesi si sono dati una legislazione che vieta l'esportazione.
Nel caso del Benin, il Benin non aveva questa legislazione, però in quel caso è un fatto recente. L'altro casus belli a cui tutti pensiamo, e se non ne parlassi qualcuno mi sgriderebbe, quindi ne parlo, è il Partenone, e cioè sono i marmi Elgin. Ora, per i marmi Elgin la situazione invece è profondamente diversa, perché non sono stati depredati. Lord Elgin era ambasciatore presso la Sublime Porta, ha mandato dei suoi emissari prevalentemente italiani per prendere qualcosa sull'Acropoli. Hanno fatto un accordo con il governatore ottomano. Naturalmente la Grecia non esisteva come entità statale, era una provincia, e Atene era un villaggio di 10.000 abitanti, dove non c'era nessun archeologo, non c'era mai stato nessun archeologo greco a quell'altezza cronologica lì. C'è stato un patto di cui esiste soltanto una trascrizione in italiano, unica lingua in comune fra gli inglesi e i turchi, che si riuscivano a parlare in italiano, in cui gli inviati di Lord Elgin furono autorizzati a prelevare, cito alla lettera perché me la ricordo in questo momento a memoria, qualche pezzi de pietra, e si sono portati via mezzo Partenone. Certamente non è una cosa che ci può far piacere, però io dubito che sia legittimo chiedere indietro, come sta facendo la Grecia da Melina Mercuri in qua, perché è lei che ha inventato questa storia. Dubito che sia legittimo richiederli indietro, non solo per la ragione che gli inglesi rivendicano che quel Firmano, quello che era, insomma, fosse autorizzasse a prelevare, ma per un'altra ragione più sottile. I greci richiedono la restituzione solo del Partenone. Il British Museum è pieno di altre cose, fra cui i frontoni di un altro tempio greco nel Partenone, le metope di un altro tempio greco nel Peloponneso, eccetera. Perché chiedere soltanto il Partenone facendone un simbolo? Trasformare un monumento storico in un simbolo. E perché in questo monumento storico gli stessi greci hanno cancellato ogni traccia dei turchi? Hanno cancellato la traccia della famiglia fiorentina che abitava, gli acciaiuoli che abitavano nei Propilei, hanno cancellato la traccia della cristianizzazione del Partenone. Allora, questa specie di pulizia etnica della storia, per cui bisogna scegliere dei simboli per affermare qualcosa nel presente, non mi convince. Quindi io credo che restituzioni non può essere è qualcosa su cui ragionare a fondo. Non ho il tempo di farlo ulteriormente, ma ho citato i due casi più controversi perché credo che siano molto diversi l'uno dall'altro. Grazie. Il tempo vola, ho guardato l'orologio, siamo già quasi a 3/4 d'ora di chiacchierata. So che le due donne alla mia sinistra qualche curiosità se la vorrebbero togliere e qualche domanda ce l'hanno. Cominciamo dalla Presidente Magaraggia e poi la rettrice. Sì, io ritorno a Lucio Caracciolo, però a ben vedere anche a Simonetta Gola. E nel tuo ultimo libro tu parli di bluff europeo, cioè dici che l'Europa, dopo la caduta del muro di Berlino, la riunione delle Germanie, sperava di garantire una pace eterna, comunque di evitare che i conflitti arrivassero all'estremo, invece si è svegliata con la guerra in Ucraina e si è vista impotente, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista tecnico per affrontare questa guerra. Allora io chiedo, e lo discorso vale per l'Europa anche per Simonetta Gola, per i rifugiati, perché ogni volta che arriva un barcone noi sentiamo i nostri politici che invocano l'Europa fa finta di muoversi per una parte gira le spalle, e quindi come si pone l'Europa nei conflitti, se si pone, e come si pone l'Europa nei confronti di questa enorme tragedia che è quella dell'immigrazione. La premessa della postura è l'esistenza in vita. Siccome l'Europa non è un soggetto geopolitico, la domanda non può avere una risposta pertinente se non constatare che proprio la presenza di diverse nazioni, diversi stati, diverse culture in uno spazio peraltro
così stretto e così carico di storia come l'Europa, non ce ne sono altri al mondo, implica un grado di conflittualità intraeuropea sedato più o meno durante la, anzi non più o meno, sedato durante la guerra fredda, non prima e temo non dopo, questo è un po' il punto di partenza. Poi al di là di ogni considerazione di principio c'è un dato di cronaca, cioè noi vediamo che ciascun paese si comporta come ritiene di poterlo e doverlo fare a partire dai propri interessi. Diciamo che il principio è quello per cui se tu stai più a nord scarichi il problema su quello che sta più a sud. Noi per esempio l'abbiamo fatto con la Libia di Gheddafi in maniera più o meno brillante per molti decenni, stiamo riprovando a farlo con i suoi epigoni che a differenza di Gheddafi che prendeva i neri e li metteva a lavorare a fare quelle cose che molto spesso i libici non volevano fare, questi tendono proprio a massacrare subito incassando quei pochi soldi che gli diamo per fare queste cose. Quindi il principio è, per esempio se noi guardiamo all'Italia da un paese come la Germania o come la Francia, l'Italia svolge nei confronti delle migrazioni africane esattamente il ruolo, in modi fortunatamente diversi, che Gheddafi svolgeva nei confronti dell'Italia ai tempi di Gheddafi. Il problema è che adesso non ci sono più, o il vantaggio, ognuno ha i suoi punti di vista, Gheddafi, Ben Ali, il dittatore tunisino che fra l'altro fu messo al governo da un colpo di Stato fatto dall'Italia, Gheddafi era un nostro protetto, Mubarak, insomma questi con cui mercanteggiavamo quotidianamente in un souk certamente moralmente non commendevole ma che aveva un certo grado di efficacia dal nostro punto di vista. Adesso ci si barricano le frontiere a Ventimiglia o al Brennero, magari anche con qualche incursione di gendarmeria altrui sul territorio nazionale, perché effettivamente le percezioni sono completamente diverse. Un paese come la Francia, che ha una storia coloniale lunghissima e ha 3, 4, 5 generazioni di immigrati, vive una stagione che noi forse vivremo fra 20, 30, 40 anni, quando, se non stiamo attenti e se non lavoriamo seriamente, il rischio che anche in Italia si creino quelle che i francesi chiamano le zone separate, che poi spesso sono delle intere città, pensiamo anche a Marsiglia, cioè delle aree in cui lo Stato non esiste o è ridotto in condizioni di subalternità e dove le etnie dominanti, cioè le concentrazioni di emigrati africani, mediorientali, eccetera, si contendono le risorse del territorio. Forse è meglio questo. È difficile aggiungere qualsiasi cosa, mi sembra il quadro molto chiaro. Io non sono sicura che sia una tragedia dell'immigrazione, cioè sicuramente per le persone che arrivano è estremamente complicato. Penso però che le persone che arrivano abbiano anche una quantità di risorse notevoli. Io penso alle persone che arrivano via mare. È difficilissimo raccontare queste persone come non vittime, perché sono vittime di quello che gli succede in Libia, del motivo per cui sono scappate, ma sono persone che hanno delle risorse straordinarie perché affrontano un viaggio e affrontano spesso, prima di arrivare, delle gravissime prove. Quando arrivano potrebbero fare molto di più di quello che riescono a fare. Perché penso all'Italia ad esempio, dove rimangono molto bloccati ad esempio in attesa dell'asilo, vengono spesso messi in condizioni di andare verso Nord Europa, quasi tutti vogliono andare verso Nord Europa peraltro. Penso che potrebbero essere una grande risorsa, così come sono stati in Germania il 1 milione di siriani che erano stati accolti durante la grande crisi siriana. È ovvio che questo non significa che non cambierà niente per noi, cambierà per forza, perché quello che abbiamo adesso è questo, lo dobbiamo dividere con più persone, ma il problema è che io non vedo un'alternativa, nel senso che noi ci stiamo invecchiando come popolazione, in Europa in generale, in Italia in particolare. Abbiamo forse da ascoltare anche, no? Le persone che vengono che cosa possono portare. Ho conosciuto questo ragazzo bengalese in una delle missioni che diceva che lui aveva pagato 20.000 euro per arrivare nel Mediterraneo e essere salvato,
perché per l'appunto ha pagato 20.000 euro con questa incognita che non si sarebbe capito poi che cosa sarebbe successo. Se lui avesse avuto un visto avrebbe probabilmente speso 1.000 euro di un biglietto aereo e 19.000 li avrebbe spesi per introdursi da solo nella nostra società. Allora io credo che forse dobbiamo incominciare a pensare che così non regge, che le persone arrivano lo stesso perché le motivazioni per partire sono sempre di più e quindi non si fermeranno. Di queste cose parliamo da 20 anni, sempre in modo emergenziale, perché sembra sempre l'estate peggiore e con alti e bassi per carità, ma sempre state delle estati in cui sono sempre partite persone, partono durante tutto l'anno. Parliamo solo del mare quando c'è tutto un flusso di persone che arriva in altro modo in Italia e che forse possono essere accolte in un modo diverso con vantaggio reciproco. A me dispiace sempre parlare di persone come se rappresentassero un vantaggio per noi. Quando parlano del fatto che ci servono i lavoratori dicono non è che se ci servissero li lasceremo morti in mare. Però mi sembra che continuiamo ad avere sott'occhio un problema e anche delle possibili soluzioni. Certo che richiedono un cambiamento di prospettiva, ma io credo che il mondo stia cambiando così radicalmente che noi possiamo fare finta che non stia cambiando, ma sta cambiando. Le persone arrivano perché non è più sostenibile la vita in certi posti dove c'è siccità da 4 anni. Mi viene in mente perché è una cosa che sta succedendo in Afghanistan. Ci sono zone dell'Afghanistan, abbiamo fatto questo viaggio da Kabul a Kandahar completamente secche, è già una zona desertica ma non piove da 4 anni, quindi le persone che vivono di agricoltura non vivono. Sta tutto così cambiando, ci sono questi conflitti ormai, io non so, personalmente mi ero illusa che il multipolarismo volesse dire un equilibrio distribuito, mentre in realtà è semplicemente moltiplicarsi dei conflitti, per cui arriveranno sempre più persone. Diventa veramente un esercizio che possiamo fare fra di noi, pensare che possiamo non accogliere. Noi dovremo o ci prepariamo o se no ci troveremo a dover gestire le cose in modo disumano per chi arriva ma anche per noi stessi. Quest'estate c'erano persone accolte a, non mi ricordo più il posto, in Calabria, su delle brandine in pineta, che va benissimo per carità, è una cosa temporanea, però sono 20 anni che sappiamo perfettamente che questo flusso non si ferma. 30 anni fa quando ero all'università e lessi un articolo su Sole 24 Ore che diceva che c'era una frattura nella diga dell'Europa ed erano 30 anni fa, insomma già si diceva no, c'è questo flusso, la diga comunque è incominciata a essere aperta, per cui mi sembra abbastanza... Scusa se... Sì, scusa. No, perché ho ancora 2 o 3 domande. Finito? Punto? Ok. Professoressa Di Piello. Intanto desidero ringraziarvi perché vi ho ascoltato con molta attenzione e avete dato 3 prospettive diverse, ma ho notato un tratto che ha distinto tutte e 3 le vostre testimonianze, che è soprattutto ora da Simonetta Gola la propensione all'ascolto, ma l'ha detto anche Lucio Caracciolo quando interrogato sulla guerra di Israele, ha parlato dell'approccio metodologico di Limes, e cioè la regola aurea, conoscere gli altri, e l'ha detto anche Salvatore Settis parlando appunto di cultura e culture. Io ho una domanda simile per ognuno di voi. Allora, noi italiani, Simonetta, come siamo percepiti all'estero? Siamo un paese notoriamente portatore di pace, per lo più, non abbiamo un passato colonialista così come altri paesi e parlando dal punto di vista universitario, le università del Mediterraneo africane che ci visitano ci chiedono soprattutto capacity building.
vale a dire andare a formare le persone lì, gli insegnanti, gli studenti, ma non fare brain drain, cioè non portare via gli studenti. Quindi quello che ci chiedono è una collaborazione paritetica, appunto, dove gli studenti circolano, sia i nostri che i loro, e dove ci sia uno scambio reciproco di valori, di un sistema valoriale, di competenze, di conoscenze. La mia domanda a lei è appunto come siamo percepiti nelle vostre missioni, come noi italiani siamo percepiti. A Lucio vorrei chiedere cosa hai fatto riferimento al fatto che in un momento così caotico e dove non emerge una potenza in grado di svolgere il ruolo che hanno svolto gli Stati Uniti fino a poco tempo fa, c'è la necessità di recuperare il passato, ma questo vuol dire anche rivisitazione e quindi rinascita di nazionalismi e quindi di conflittualità. Come rispondere a questo fenomeno che vediamo un po' in tutti i paesi del mondo ormai emergere, e appunto la propaganda di cui parlava anche il professor Baratta. E Salvatore Settis, in questa precisa circostanza, siamo a Venezia, siamo in Italia, siamo a Venezia. Venezia può riprendere il suo ruolo di città, luogo privilegiato di dialogo interculturale? Grazie. Tre domande notevoli e le risposte saranno all'altezza ma sintetiche. Io sarò molto sintetica perché non so rispondere. Credo che la percezione, noi quando andiamo in questi paesi siamo percepiti come bianchi, spesso come internazionali, qualche volta come infedeli, ma per il nostro punto di osservazione non so quanto ci sia l'idea dell'italiano. Le volte che mi è capitato di parlarne in Afghanistan, ad esempio, noi abbiamo sempre avuto un ruolo nel paese, ma un ruolo minoritario, quindi non siamo visti sicuramente come quelli, il popolo invasore o gli aggressori. Per cui non le so rispondere, a dire la verità. Penso, ad esempio, le persone che arrivano via mare vedono nell'Italia un'idea di accoglienza anche attraverso la questione delle navi, cioè loro sanno che esistono comunque delle possibilità di intervento, di salvataggio della Guardia Costiera italiana, che per l'appunto, come si diceva prima, non spara sui migranti ma li salva. Sanno che ci sono le navi dell'ONG, sanno che in qualche modo, se sono prese dagli italiani, arrivano sani e salvi a terra. Poi non gli spaventa più di tanto quello che, forse non si pongono neanche il problema di quello che li aspetta. Il problema non è tanto recuperare o non recuperare la storia c'è, il problema è come lo fai. Noi abbiamo rimosso la storia, che è il modo migliore per far tornare i nazionalismi, i particolarismi e i razzismi di attualità. Vale anche per il nostro paese. Io penso che ancora non siamo riusciti a prendere le distanze storiche per parlare del fascismo e per certi versi pure del Risorgimento. Cioè, io sono sorpreso dal fatto che in Italia nelle università praticamente sono scomparse le cattedre di storia del Risorgimento. Ai tempi miei fiorivano. Cioè, noi abbiamo deciso che il passato non ci interessa, e quando non ci interessa c'è qualcuno che ce lo rispiega per motivi che non hanno a che vedere con la conoscenza ma con i suoi interessi, e quello diventa pericoloso. La rimozione è sempre una cosa pericolosa per chi la promuove e soprattutto per chi viene dopo. E infine questo metodo storico che dovremmo recuperare, a mio avviso, è proprio una forma di archeologia, mi perdonerà il professor Settis, entro nel suo campo. Quello che noi cerchiamo di fare nelle nostre analisi geopolitiche è proprio un lavoro di scavo e di selezione di ciò che conta e ciò che conta meno nel passato, sapendo che non c'è nulla di più alterabile del passato. Il futuro non lo puoi cambiare perché non lo puoi capire, il passato ne abbiamo versioni molto diverse, cerchiamo di farne di più intelligenti e di meno strumentali. Grazie Tiziana di questa domanda che mi hai fatto. Io vengo dall'altro estremo d'Italia, ma per me Venezia è un luogo dello spirito,
è un luogo di emozioni, nessun luogo forse è più emozionante per me a Venezia della Scuola Grande di San Rocco. Poi ricevere il premio Rizzi nella Scuola Grande di San Rocco, io non sono in grado di fare una risposta veramente articolata, però oggi ho provato un'emozione in più, perché qualche ora fa in albergo mi hanno dato dei foglietti straordinariamente disadorni che ho portato qui con me nel caso che qualcuno mi facesse una domanda del genere. Non so chi sono persone che si chiamano Clara Pavan e Armando Lazzarini, che hanno fatto il seguente lavoro. Intorno nella parrocchia di San Giacomo d'Allorio sono andati a guardare cosa c'era negli anni 60 e cosa c'è oggi. In Calle Larga c'erano 16 negozi, ce ne sono 3. Gli altri sono morti, 2 calzolai, non i calzolai, sono morti le loro botteghe, 2 negozi alimentari, un fornaio, una latteria, un vetraio, eccetera. Sono rimaste sostanzialmente le osterie. In Cale del Tintor c'erano 20 botteghe, ne sono rimaste 3 e così via e così via. Allora, di fronte a questa emozione, è questo che mi fa pensare che quando si parla tanto del biglietto di accesso a Venezia si sbaglia bersaglio. Una città a cui si paga il biglietto d'ingresso non è più una città, non è più una città. Il problema di Venezia è di ridare a Venezia il suo ruolo di luogo della creatività. È quello che c'è ancora. La Biennale ha fatto più di chiunque altro, le università fanno questo, ma Venezia ha bisogno di una politica della casa che tenga i giovani a Venezia, che crei delle occasioni di lavoro, che crei un futuro per il calzolaio e per l'universitario, per l'artista e per quelli che fanno lavori di ricerca. È un luogo ideale per questo, è un luogo ideale, è stata sempre la Porta dell'Oriente, è un luogo ideale per questo, e il fatto che si debba discutere se si paga il biglietto o no mi sembra veramente, veramente deprimente. Si potrebbe andare avanti a parlare, a ragionare per molto tempo e con grande interesse, ma purtroppo non possiamo farlo. So che Beppe Gioia vorrebbe fare una domanda, te la faccio fare. E ringrazio anche Amerigo Restucci, ne vuole fare una piccolina, e ringrazio Alberto Sinigaglia se non ne vuole fare. No, mi è venuto in mente adesso un piccolo dialogo e una domanda al professor Caracciolo. Dialogo tra 2 persone che in questo momento non sanno decidere. Prima persona, per l'aggressione di Hamas a Israele. Basta, bisogna chiudere Gaza, bisogna uccidere, bisogna distruggere Hamas, non ci sono scuse. L'altro risponde: ma tu ti svegli adesso dopo aver sopportato per anni le prepotenze di Israele nei confronti dei palestinesi, la striscia di Gaza considerata una prigione a cielo aperto. Ma in questo momento qual è il pensiero razionale che si può fare di fronte a queste 2 verità, fra virgolette, sia l'una che l'altra? Grazie. La domanda di Amerigo può collegarsi o la facciamo dopo? Dopo. Queste 2 verità sono non comunicanti, quindi non sono verità. Sono posture che preludono al conflitto o che sono determinate dal conflitto. Una volta le guerre si facevano per ottenere una pace migliore, oggi le guerre si fanno per fare la guerra. Prego, professore Stucci. Io avevo delle domande, ma a questo punto la faccio a me stesso, a tutti noi che siamo qui in questo momento. Cioè, mi sento molto emozionato da questa... Avvicina un po' il microfono, Piccia. Molto emozionato da questo senso di etica civica, culturale, sociale che è venuto fuori proprio da tutte le cose che abbiamo detto. Quindi mi sentirei proprio di dire, riprendendo delle cose che Settis ha detto anni fa, poi le ho ritrovate anche
nelle cose che dice Caracciolo sull'Imes. Cioè, se non abbiamo la salvaguardia della memoria e non prendiamo avanti la storia, la città non va avanti, e le città in generale. Questo è il tema che viene fuori, quindi l'appello di riproporre l'uso della storia dell'arte nelle materie nei licei. Si volevano eliminare la storia dell'arte nei licei classici, adesso se ne fa 1 o 2 ore alla settimana, invece andrebbe riproposta, perché l'arte collegata alla socialità dei popoli che l'hanno prodotta è importante, quindi ripropongo questo. Se è vero che c'è questa etica civica, io avevo portato i miei studenti anni fa a vedere i danni nell'Emilia, riscontrando come l'Emilia si era data da fare dopo il terremoto, con quel senso di capacità civica che alimenta quella regione. Ci siamo imbattuti, tra le altre cose, di fronte al Battistero di Parma. Lì nelle lunette, quelle di Antelami, c'è un giovane che viene inseguito da una fiera medievale, cerca di salvarsi, si aggrappa su un albero, la fiera lo insegue e con artigli, fiamme cerca di scardinare l'albero. Si capisce che fine farà il giovane, c'è un favo di api però in cima, e in un momento che sta per coinvolgerlo mette il dito nel favo di api e gode di una goccia di miele, un ultimo momento prima di andare fuori. Ecco, quando in una situazione che si è creata qui stasera viviamo un momento di dolcezza, usciamo più caricati e confortati dal fatto che dobbiamo essere alfieri della difesa dell'etica civica, della cultura e di quant'altro, perché quando usciamo i nemici sono quelli che hanno distrutto il commercio nella città, sono quelli che non hanno più una capacità di creare educazione, quelli che mortificano la capacità creativa dell'università. Quindi non è una domanda, usciamo fortificati da una serata come questa e ringraziamo il premio Paolo Rizzi che ha fatto creare questo cemento culturale. Ringrazio Amerigo Restucci che mi ha tolto anche il compito di fare la sintesi, l'hai fatta tu e sono contentissimo. Mi dispiace anche interrompere questa bellissima conversazione, ma dobbiamo farlo. E credo che sarebbe anche il momento di premiare i 3 vincitori, perché nella nostra scaletta forse abbiamo fatto un salto. Quindi chiamo Claudia e iniziamo, perché le coppe le abbiamo viste, ma forse sarà anche il caso di consegnargliele. Allora ci alziamo, Claudia, fai tu. Eccoci qui, tornati in compagnia. Sì, è davvero un peccato interrompere. In realtà adesso viene un momento difficile per chi ne deve essere protagonista, ovvero Damiano Rizzi, che invito intanto a raggiungere il leggio. Dico difficile perché qui si sovrappongono 2 piani, quello formale di questa cerimonia così prestigiosa e quello intimistico del ricordo di un figlio verso il padre, e quindi voglio che Damiano sappia che gli siamo vicini con il nostro affetto in questo momento, e ascoltiamo il ricordo e l'omaggio a Paolo Rizzi. Grazie Claudia, grazie a tutti. Cosa vorrei di più? È la domanda che immancabilmente ricorre nella mia mente alla fine di ogni edizione di questo premio. Ai più 13 anni non sembrano un grande numero, per me invece rappresentano già una lunga strada, con alle spalle un pesante zaino di responsabilità, tensioni, timori, fatiche, a volte amarezze, ma alla pari anche di emozioni, conoscenze, amicizie. Uno zaino insomma ricco di sensazioni che nel tempo si è riempito anche di rispetto, quello ovviamente per mio padre e quello altrettanto importante per le straordinarie persone che sono passate per questo palco e che hanno saputo onorare con la loro saggezza quei valori che tanto al mondo ancor più oggi mancano, quelli della pace, della libertà, dell'uguaglianza, pensando soprattutto a chi questi valori li ha persi. Ma torniamo alla mia domanda: cosa vorrei di più di questo straordinario luogo, posto a pochi passi dalla casa di famiglia, dal fascino emanato da questa sala, dai suoi 5 secoli di storia e dalla sua incredibile serie di opere d'arte? Cosa vorrei di più da questa giuria, che mai come oggi rappresenta, oltre a quel giornalismo che era la vita di mio padre, quella città che ci rende fieri nel mondo dell'arte e della cultura. In essa, nei suoi rappresentanti, trovo l'anima vera di Venezia, quella delle università, della Biennale, dei musei civici, del Teatro La Fenice, dell'Ateneo Veneto, della Basilica di San Marco. E cosa vorrei di più da quei protagonisti, inseriti ormai in un prezioso albo d'oro, che in questi anni ci hanno arricchito e onorato con la loro presenza. Ora qui ce ne sono 3, un giornalista,
un direttore che ci presenta ogni giorno con l'obiettività che non in molti possiedono le vicende del mondo. Uno storico dell'arte che interpreta il pensiero e le passioni e la passione che ancora oggi tocca la mia famiglia. Mio padre era critico e suo fratello, qui presente, è anch'esso storico dell'arte. E infine un'associazione come Emergency, che personalmente ritengo emblema di come l'uomo deve sempre porsi al servizio di chi è meno fortunato. Infine, cosa vorrei di più da tutte quelle persone che al di là di ogni interesse hanno contribuito a far sì che questo premio crescesse come oggi lo vediamo? E cosa vorrei di più da un pubblico così numeroso e prestigioso come quello che ho davanti, dove trovo la mia famiglia, i molti amici, ma anche tante persone che fino ad oggi non ci conoscevano. Insomma, cosa vorrei di più da tutto questo? Vorrei forse fermare il tempo qui e tenermi stretto tutto quello che abbiamo ricevuto in questi anni, soprattutto a livello umano. Vorrei infine che questo premio possa contribuire a lasciare un piccolo seme, da cui un giorno nasca un germoglio che tutti noi dovremo contribuire a far crescere. Quello di una pace che ancor più oggi allontani per sempre l'uomo dalle follie di ogni guerra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Damiano Rizzi, che è curatore del premio ma anche fondatore dell'associazione Paolo Rizzi, insieme a Rina Dal Canton. Vedo che è in platea e colgo l'occasione per salutarla e ringraziarla. E adesso siamo arrivati al momento della premiazione e quindi invito il presidente Baroldi e Vittorio Pierobon a prendere posizione, diciamo così, qui sul palco per accogliere i premiati che riceveranno i premi dei nostri partner. E invito anche Gino Seguso a raggiungerci perché ormai, come da tradizione, il simbolo di questo premio sono le coppe che vengono dalla vetreria Seguso, che è veramente un punto di riferimento per l'arte del forgiare il vetro, conservatrice di competenze e di conoscenze che vengono tramandate di generazione in generazione. Invito quindi il signor Seguso a venire da questa parte, così potrà essere vicino alle opere, alle coppe, mentre al centro lasciamo spazio per i premiati. Comincio con il chiamare Lucio Caracciolo, Premio Rizzi 2023 per la sezione giornalismo. Finché avviene la consegna e quindi abbiamo il tempo per scattare le foto ricordo, io do lettura della motivazione. Nel corso delle crisi degli ultimi anni e da ultimo dopo l'esplosione della guerra contro l'Ucraina c'è stato particolarmente prezioso il costante contributo della rivista Limes e di quello personale del suo direttore Lucio Caracciolo. In un paese nel quale la politica estera e più in generale la geopolitica non sempre hanno trovato nei media il sistematico impegno che esse richiederebbero, spicca il ruolo giocato da chi invece si è dedicato professionalmente ma anche con spirito di servizio alla trasmissione della conoscenza dei fatti del mondo, alla lettura dei rapporti di potere, delle relazioni di influenza, delle ambizioni, delle aspirazioni legittime e illegittime degli stati e di chi li guida tempo per tempo. Caracciolo, con lucidità, ci ha offerto un costante esame delle complesse trame che intercorrono tra paesi, culture, economie e interessi strategici e a considerarle alla luce della storia. E in tal modo ci ha aiutato nella identificazione chiara e spesso impietosa degli interessi in campo e a meglio leggere il quadro entro cui si svolgono le vicende internazionali, a far di noi pertanto un pubblico più consapevole. Adesso invito Lucio Caracciolo a ritornare a sedersi, anche se sappiamo che tra non molto dovrà assentarsi perché è impegnato per un collegamento in diretta televisiva. Quindi se
Se Lucio Caracciolo avrà bisogno di abbandonare il palco, ovviamente sapremo essere per questo motivo, e noi proseguiamo la cerimonia di premiazione. Andrò ora a invitare per ritirare il Premio Rizzi 2023 per la sezione Società e Ambiente Simonetta Gola, responsabile della comunicazione per l'associazione umanitaria Emergency. Motivazione del premio. Il giorno 15 aprile ultimo scorso veniva annunciato lo scoppio di una ulteriore drammatica guerra civile in Sudan, un paese di 46 milioni di abitanti affetto da sottosviluppo grave, nel quale un'alta percentuale della popolazione vive in condizioni di precarietà e fame. Una vicenda non sempre seguita dall'opinione pubblica, pur nella sua crescente gravità. Nei giorni successivi veniva riportato che le città e le zone interne si svuotavano. Dopo l'uscita di scena di quasi tutte le diplomazie e di vari organismi transnazionali, era cominciato l'esodo della popolazione terrorizzata dall'escalation, vittima di violenze sommarie, stretta tra scarsità di beni primari, razzie di bande armate e assenza dei principali servizi, su cui pesa la chiusura di moltissimi presidi sanitari. I giornali riportano anche che in questo frangente 41 operatori di emergency, impegnati parte nel centro pediatrico e parte in quello cardiochirurgico, decidono di restare e di continuare la loro opera che in Sudan ha già interessato dal 2004 750.000 pazienti. Non era certo il primo dei casi del genere che aveva impegnato Emergency, ma nell'occasione questo gesto ci colpì in modo particolare, non solo quale testimonianza diretta di coraggio, ma anche perché esso con forza volgeva la nostra attenzione su quella realtà e con la nostra quella della comunità internazionale. Ed ora invito il professor Salvatore Settis a ricevere il Premio Rizzi 2023 per la sezione Arte e Cultura. Do lettura della motivazione. Motivazioni che, lo ricordo, sono state redatte dalla giuria. Da tempo gli artisti contemporanei deliberatamente sfuggono alla sola ipotesi di una loro classificazione in scuole e in stili, e le loro opere sono presentate direttamente al pubblico in grandi mostre, quali la Biennale, scelte da un curatore che dispone i lavori secondo modalità che aiutano il visitatore attivo. Ridotto apparentemente il ruolo dei critici d'arte, almeno rispetto alla loro dominante presenza nei decenni passati, si avverte però la necessità di intermediari culturali che, senza sancire, esaltare o condannare, aiutino chi osserva, in aggiunta a quello che fa un curatore, ad avvicinare le opere anche attraverso la parola. Importante dunque che Salvatore Settis nel 2020 abbia pubblicato un libro, Incursioni, nel quale si cimenta nell'esercizio di individuare in una serie di lavori moderni segni fissati nella memoria come simboli, trame e sottotrame, nonché le articolate connessioni che aiutano a seguire l'artista nel suo percorso emotivo e nel quale conoscere è ancora in parte un riconoscere. Settis è familiare con le ricerche effettuate da Warburg e altri e già aveva scritto molto sull'argomento, ma ci pare meritorio che un prestigioso archeologo e storico dell'arte estenda all'arte contemporanea quello spirito di analista, divulgatore e accompagnatore che ha sempre arricchito la sua attività di studioso al servizio della cultura e della società civile. Abbiamo terminato ora il momento della premiazione e invito Gino Secuso a tornare in platea per gli ultimi saluti di chiusura che saranno fatti dal presidente Pier Giorgio Baroldi, che quindi al quale chiedo di raggiungermi. Andiamo quindi a ringraziare. Nel frattempo io ringrazio questi ragazzi della scuola Andrea Barbarigo, istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
dell'ospitalità alberghiera Andrea Barbarigo. Loro sono Chiara, Alvise e Nascita, e ci sono poi altri compagni che sono presenti quest'oggi per prestare il loro servizio a questo evento. Ringrazio ovviamente i professori, c'è anche la dirigente che tra poco interverrà. Adesso siamo pronti quindi con l'andare a effettuare i ringraziamenti e... Sì, velocemente, visto che l'ora è tarda, ringrazio ancora la scuola grande di San Rocco, Vittorio Piero Bon naturalmente, Damiano Rizzi, e la nostra tesoriera Giovanna Palazzi, che ha coordinato tutto il lavoro dietro le quinte del premio, Rina Dal Canton, che ha ideato e condotto il nostro sodalizio per i 10 anni iniziali, Claudia Vigato naturalmente, i componenti del direttivo e tutti coloro che ci hanno dato una mano. La Regione Veneto, che insieme al Comune di Venezia, le città in festa, il Gazzettino e l'Ordine dei giornalisti ci hanno concesso il loro patrocinio. Io volevo però ovviamente sottolineare il fondamentale sostegno dei nostri official partners, in primis Banca Mediolanum, che qui inviterei il dottor Tonolo per un saluto veloce. Dottor Tonolo, eccolo qua. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Da parte mia, da parte di Mediolanum Private Banking. Una serata speciale con persone speciali in una cornice davvero unica. Banca Mediolanum fa da sempre un punto cardine la ricerca della eccellenza, e per questo è un piacere dare il nostro contributo all'associazione Paolo Rizzi, che appunto si distingue in questo, soprattutto con la realizzazione di questo evento che appunto premia delle eccellenze che si sono contraddistinte a livello nazionale e internazionale. Quindi anche i nostri migliori complimenti ai premiati. Grazie e buon proseguimento di serata. Grazie molte. Continuo quindi naturalmente un ringraziamento che già avevo fatto all'inizio a tutta la giuria, e dopodiché Gino Seguso l'abbiamo già ringraziato, ma ripetiamo, non fa male, e Giovanni Agliata di Montereale, che dietro le quinte anche lui sostiene con efficacia tutto il nostro lavoro, che è qui in prima fila e ringrazio veramente di cuore, Atlantis, Master Italia, Gianluca e Matteo Bisol con Venissa. Ti interrompo soltanto un attimo, Pier Giorgio, per ricordare giusto, che ai nostri premiati è stata consegnata prima, oltre alla coppa, anche questa confezione speciale del vino Venissa, e quindi grazie a Gianluca Bisol con la tenuta Mazzorbo, che portano avanti, anzi hanno riscoperto una tradizione storica che era quella della coltivazione del vino nelle isole veneziane. E addirittura risulta che ci fossero dei vitigni in piazza San Marco, ma questa è un'altra storia, ci sarà tempo magari in un'altra edizione di approfondirla di più. Ed ora continuiamo. Grazie, sì, la tenuta è Venissa, non Mazzorbo, è Venissa di Mazzorbo, dove tra l'altro sono in corso, come dire, ci sono delle novità, lo sviluppo di una nuova fattoria, non mi ricordo il nome, Fattorie di Venezia, ecco, quindi un nuovo progetto che andremo a scoprire. Dopodiché Mattia Ardenghi delle cantine Ardenghi e ultimo ma non ultimo Eligio Paties con il suo ristorante Do Forni, che alla fine di questa serata col Prosecco Ardenghi allieterà tutti noi con un
uno splendido rinfresco. Infine, non era Pattiès l'ultimo ma non ultimo, ma è assolutamente il maestro Andrea Roggi, che insieme agli altri sponsor che ho citato inviterei qui per le foto di gruppo. Avanti Andrea. Andrea Roggi, che è un grande artista che è ormai affezionato del premio Rizzi, che ogni anno omaggia i giurati di una sua piccola opera, e che con la Rizzi, con l'associazione Rizzi a cura di Rina Dal Canton, ha organizzato un sacco di belle cose con opere monumentali in vari posti d'Italia e in particolarmente qui in Veneto. Ecco, Chiara ora tiene in mano proprio l'opera realizzata dallo scultore toscano Andrea Roggi e che rappresenta l'omaggio per questa edizione che viene dato ai giurati. E ringraziamo quindi ancora un'ultima volta, stavolta menzionando per nome il dirigente scolastico Rachele Scandella. Ecco, dell'istituto professionale Andrea Barbarigo. Ricordo che appunto c'erano diversi ragazzi, diversi studenti, ragazze e ragazzi impegnati quest'oggi. Grazie all'Istituto Barbarigo e grazie a tutti voi.